Buonasera, ben trovati all'appuntamento del martedì sera dalle 19:30 alle 20:25 con, vedete alle mie spalle, la grafica Il Sindaco risponde. Tutti i martedì ovviamente i nostri cittadini di Padova possono intervenire. Adesso vi faccio vedere subito i numeri per chiamare allo 049 80 777 53, per mandare i messaggi 345 33 41171, per le email durante la settimana ne sono arrivate. Il Sindaco risponde @gruppotv7.com, e siamo anche in diretta sulla pagina Facebook, sulla pagina di iReport, dunque anche in quella piattaforma potete scrivere e mandare tutto quello che volete. Saluto il Sindaco, buonasera signor Sindaco, come va? Buonasera a lei e a tutti voi. Va benissimo, a parte il tempo, per tutto adesso va bene. Beh, c'è stato un bel tempo, almeno sì, un po' per l'atmosfera, un po' di pioggia ci voleva. Mi ero abituato col sole, adesso piove, per fortuna piove, abbiamo la necessità d'acqua. E quindi aveva iniziato, c'è arrivata la pioggia che aiuta un po'. Allora, come di solito noi prima di iniziare facciamo il nostro sondaggino settimanale. L'Elisabetta ieri è andata a Mortise e senta cosa dicono i cittadini per quanto riguarda il sindaco Giordani in prospettiva. Il sindaco Giordani, siamo contenti? Ah, sì? Sì. Siamo contenti? Perché mi sembra che sia attivo, che si interessi. Però no, altri nei nostri giardini, che abbiamo i giardini per i bambini qui dietro, ci sono gli alberi da mettere a posto e sono anni che non vengono. Ecco. Sono anche pericolanti, qui in via Baiardi. Anche per i bambini che vanno a giocare. Ma io direi di sì, tutto sommato mi sembra che le cose siano migliorate. La città anche, certo, il problema ogni tanto qualche incidente succede con gli zingari che sono tornati adesso non si sa perché. Sono stati qui qualche giorno e poi se ne sono andati. C'è un po' di confusione, ragazzi che fanno un po' quello che vogliono e via di seguito, però tutto sommato si sta bene. Non so cosa rispondere. Abbastanza bene, dai, un bel lavoro, stanno facendo un bel lavoro. Di cosa è particolarmente soddisfatto? Soddisfatto di tutti i lavori che c'è da fare, ponti, strade, roba. Ha fatto veramente delle cose per questa zona stupende. La viabilità, la sistemazione del verde negli ultimi anni, prima dell'amministrazione Giordani e in modo particolare di Micalizzi, era un disastro. Da quando c'è Giordani e Micalizzi sono riusciti a fare tante cose per questo quartiere. No, non sono soddisfatta, non è una persona che è competente per me. Sì, ma sono d'accordo. Perché? Perché è una persona molto fine, persona moderata, persona che ama Padova. Non tanto. Perché? Perché non fa gli interessi nostri. Mortise, insomma, ha bisogno di ben altro, di cosa? Non saprei. E se vuole che sia sincera, no. Come mai? Perché io abito a Torre, signorine. A Torre non c'è un negozio, c'è solo un fruttivendolo e niente più. Hanno messo quest'anno, pur abbiamo chiesto all'assessore Bressa qualcosa, dei banchetti. Allora, il primo giorno che hanno inaugurato c'erano 2 banchi, scarpe e abbigliamento. Dato un flop. Qui proprio siamo dimenticati da Dio. Io non mi è piaciuto. Perché adesso ho sentito che ha dei finanziamenti da fare. Ha parlato solo di là, di qua. Come siamo? Non abbiamo un supermercato, abbiamo solo la farmacia. Beh, positivamente sicuramente, perché ho visto dei cambiamenti a livello proprio di organizzazione, di eventi, anche se è stato il periodo che insomma ci ha un po' toccato tutti, poi in definitiva, però nel bene e nel male si è barcabenato insomma in questa situazione, quindi positivo insomma assolutamente. E per il futuro su cosa dovrebbe lavorare? Su cosa le piacerebbe? Mi piacerebbe molto che fossero valorizzate le imprese a livello locale. Noi abbiamo una piccola azienda agricola
e so che comunque la provincia sta portando avanti anche questo discorso, cercando insomma, ovviamente con tutte le restrizioni che ci sono state, con tutti i divieti, però comunque si è fatto qualcosa. Ecco, mi piacerebbe che fosse più valorizzato, le piccole produzioni locali devono essere secondo me un fiore all'occhiello di Padova e dintorni, insomma di tutta quanta la regione, ecco. Quindi magari più iniziative in modo tale che le persone possano approcciarsi anche al nostro mondo, non soltanto quello commerciale, diciamo, dei negozi, ecco. Va bene, abbiamo sentito la maggior parte positiva e qualcuna chiede il supermercato a Torre, insomma dalle altre parti ci sono troppi supermercati, diventa sempre problematica questa cosa, però tutto sommato anche nel quartiere di Torre, nelle interviste che abbiamo fatto, mi sembra, Sindaco, che il pensiero sul suo operato sia positivo, insomma. Io conosco bene il problema della Torre, manca negozi, manca supermercato. Dappertutto mi accusano di fare supermercati, anche se non faccio assolutamente nulla, l'ho detto 1000 volte. Purtroppo a Torre manca il bacino d'utenza, questo è il problema. Ho chiesto a tutti quanti di fare un supermercato anche piccolo, manca tecnicamente il bacino d'utenza, per cui è difficile. Vi garantisco, mi sono interessato veramente a chiudere un grosso supermercato negli anni passati, senza far nomi. Ho cercato tutte le maniere di far sì che venga aperto uno, la farmacia è aperto per fortuna. Vi garantisco che con l'assessore Bressa ci stiamo interessando al problema. Non è facile soluzione. Siamo, tra virgolette, invasi ai supermercati e dove servono, dove servirebbero, non ci sono. Ci diamo ancora da fare e non demordo. Ma mi sembra che questa tematica ne abbiamo già parlato nelle puntate scorse e abbiamo dato come riferimento oggi, c'è la fortuna che è cambiato il mondo, si possono anche acquistare telefonando ai supermercati, te la portano a casa, quindi vedendo ovviamente c'è anche questa possibilità. Opportunità, sì. Vabbè, allora ovviamente ricordo ai nostri cittadini padovani che noi tutti i martedì in questa trasmissione andremo in tutte le zone di Padova, abbiamo fatto l'Arcella, abbiamo fatto il centro, abbiamo fatto Mortise, faremo Voltamarozzo, faremo la Guizza, quindi sentiremo il parere ovviamente non di tutti, però di una decina di persone e il pensiero sul sindaco. Sono arrivate delle email, sindaco, guardi, questo è proprio di Torre, sono residente di via Isola di Torre. Volevo chiedere se è mai passato nella nostra zona, in quanto non so da quanti anni non viene asfaltata la strada, ma sempre rattoppata con conseguente buche che nel corso del tempo si formano e quindi seri problemi per cicli e veicoli. Inoltre non esiste una telecamera. Le chiedo se può fare qualcosa anche per noi, visto che il quartiere è bello, tranquillo e popoloso. Io sono un architetto e le confesso che basterebbe poco per rendere più gradevole e sicura la zona, rendendola un punto di forza del comune di Padova, anziché una zona dimenticata. Sono certo che farà qualcosa, signor Sindaco, anche per noi. Io ho molta fiducia in lei e non me la faccia perdere. La ringrazio molto e le auguro una buona serata. Simone Bilato. Beh, intanto ringrazio della fiducia. Per quanto riguarda le asfaltature, come ho detto altre volte, non so se venga fatto in questo momento, però stanno iniziando perché sta cambiando la temperatura. Sono stati investiti 11 milioni di euro per quanto riguarda le asfaltature e a marciapiedi e tutto quello che ne consegue. Hanno cominciato con le segnaletica orizzontali in questi giorni, ho avuto modo di vedere, però se uno guarda su Padova.net vede esattamente quando sarà fatto e se sarà fatto, ma presumo di sì. Isola di Torre non è un posto dimenticato, è un bel quartiere, veramente Mortise è molto bella quella parte là. Non ha molti abitanti, per cui di conseguenza è anche un bello viverci, manca qualche servizio come il supermercato di prima, è vero, però forse il vantaggio anche. Proprio in merito, visto che arrivano sempre queste richieste, noi già nelle ultime 2 puntate le abbiamo fatte vedere, quindi saluto Dennis, Elisabetta in redazione, c'è tutto con la Jessica. Tutto. Allora, se poi rifacciamo rivedere di nuovo Elisabetta o Dennis, chi è al comando del computer, appunto come funziona Padova.net, in modo anche per chi non è pratico con il computer riesce a vedere se la zona dove abita verrà asfaltata la strada oppure il marciapiede, lì c'è davvero tutto, poi ve lo spiegheremo.
Un altro messaggio arriva da Patrizia Canovaro che abita a Largo Debussy, credo si legga così. Gentile Sindaco, 4 anni fa abbiamo raccolto più di 300 firme di cittadini di San Carlo per chiedere alla sua amministrazione appena insediata la sistemazione di Largo Debussy, la piccola piazza di fronte alla scuola Donatello. È un luogo molto frequentato dalle famiglie e dai ragazzi. Non è solo una piazza, ma anche una piccola arena pensata per gli spettacoli. Ad oggi è stata sistemata solo la ricezione dell'area giochi, ma ci piacerebbe che fossero ultimati gli interventi chiesti nella petizione per rendere bella e sicura tutta l'area. Nuovi giochi per i bimbi, illuminazione, ripristino delle sedute e ridipintura dell'arena. La sua amministrazione ha dimostrato molta sensibilità per i quartieri, valorizzandone le piazze. Ci aspettiamo che anche Largo Debussy sia sistemata. Grazie Patrizia Canovaro. Io penso verrà sistemata a breve. Vi ricordo che sono stati messi qualcosa come 2 milioni di euro per quanto riguarda i giochi nei parchi, nei giardini. Non so i tempi, però ovviamente faccio rispondere alla segreteria per quanto riguarda il tempo esatto di quando verrà sistemato. C'era un altro, ne arriva da Roberto Morandin e dice: egregio signor Sindaco, una unica strada sopraelevata o cos'altro, immaginare per migliorare il traffico ancora sofferente degli anni 70, come migliorare i collegamenti con i comuni termali in genere, tanti lavoratori pendolari, studenti, mezzi di soccorso e turisti in coda in ingresso città di Padova in direzione verso i colli, anche sottopassi futuristici con i vostri progettisti, ingegneri Michalizzi in primis, per Padova che verrà. Cordiali saluti e buon proseguimento dei lavori, Roberto Morandin. Non ho capito esattamente, chiedo scusa. Lui dice che praticamente per andare nelle zone termali c'è molto traffico e i sottopassi non sono di ultima generazione, chiamiamolo così, se può il traffico venire rivalutato in modo tale che la gente non trova coda all'ingresso da Padova arrivando dalle zone termali. Poi eventualmente le do l'email alla Jessica e lei. Sì, c'è una tangenziale, ovviamente se uno fa la strada normale c'è qualche problema, ovviamente, è vero, c'è molto traffico, però per rispondere in maniera puntuale, se ho esattamente il problema, c'è la tangenziale, per cui è abbastanza semplice arrivare, se uno fa la strada normale diventa un po' complicato. Certo, lui credo che si riferiva agli ingressi a Padova proprio tipo dopo la Mandi al Bassanello oppure terminata la tangenziale per la strada sui colli, presumo si riferisse a quei punti lì, poi dopo le do l'email e può verificare. Allora ricordo i numeri perché abbiamo già una telefonata, per i messaggi chiedo alla regia se mettiamo in sovraimpressione i numeri 049 80 777 53, per i messaggi 345 33 41171. Per le email durante la settimana il sindaco risponde @gruppotv7.com. Telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Sì, pronto? Buonasera, alziamo l'audio studio, grazie. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, io sono Andrea e sono un residente a Ponte Vivo d'Altere nella zona vicino a Via Ferrero, nota per il campo Rom che c'è qui vicino, dove inizialmente erano 1/2 caravan o camper, adesso sono 6-7 piene mesta. Continuano, sembrano che siano padroni della via, si mettono in mezzo alla strada tranquillamente col camion a fare quello che devono fare e corrono in giro dappertutto, e bidoni dell'immondizia dappertutto, ci sono topi che corrono, perché ovviamente la differenziata non la fanno, io devo farla ovviamente e la facciamo anche, bisogna, però lì è tutto una topaia, ecco, cioè, voglio sapere se si poteva fare, se c'era in programma di fare qualcosa per capire in quanti sono, e in genere anche perché ci vedono bambini di età scolare a tutte le ore del giorno, quindi ovviamente questi non vanno a scuola. E non si integrano, ecco, dopo magari più a volte vedi si bloccano in mezzo alla strada, passi, gli suoni, ti insultano o se non ti sfruttano la tua macchina direttamente. Quindi se c'era in programma di fare qualcosa per valorizzare questa zona direttamente, che ogni tanto comunque anche viene tristemente famosa che andiamo sempre sott'acqua, anche quando piove. Perfetto, grazie signor Sindaco. Grazie Sindaco, le risponderà subito. C'è il programma di spostare il campo nomadi, non è cosa velocissima, sono minori, bisogna stare molto attenti e salvaguardarli, però è previsto lo spostamento, l'ho già detto, gli abitanti
di via Ferrero, non è veloce l'operazione, l'assessore Bonavina sta contattando, tenendo i rapporti. Io spero che nel giro di qualche mese verrà trovata una soluzione rapidamente. Anche il prefetto stesso si sta interessando per risolvere il problema, però verrà spostato. Bene, in attesa, oggi ho incontrato la dottoressa Antonella Viola, è stato più di un'ora con lei, cosa vi siete raccontati di bello per quanto riguarda la pandemia? Abbiamo parlato della speranza, è molto importante la speranza per quanto riguarda Padova, ma per quanto riguarda l'Italia. Lei è responsabile, il direttore, per cui lo conosco da molto tempo, volevo approfondire proprio il discorso per quanto riguarda la città della speranza. E come funziona tutto bene? Il terreno, stiamo facendo investimenti, per cui è una risorsa della città. Allora, in attesa sia la dottoressa Antonella Viola e sia per quanto riguarda la città della speranza. Certo, in attesa di messaggi, Elisabetta, abbiamo le immagini delle porte da calcio, lei è stato presidente di una scuola di calcio e non di una scuola di calcio, del Padova. Del Padova, una scuola di calcio del Padova. Scusi, è una cosa importante. Scusi, sì, è vero. È stato che presidente della squadra nostra, quella sì, sto piacere però. No, però voglio dirle, eccole qui, cioè mi sembra un po'... Non so, che mi chiedete se sono belle, no, non sono belle, chiaro? Però voglio ricordare una cosa, noi come responsabilità abbiamo la responsabilità della sicurezza dei ragazzi. Queste sono le porte che sono a norma, per cui sono belle? No, non sono belle, però queste sono le normative che ci consentono, se vedete tutti i comuni stanno installando queste porte, non sono belle, no, mi spiace, però questa normativa di sicurezza prevede queste porte. Costano anche molto, perché sono in acciaio, non è che sia la classica rete, pali e rete, sono molto costose e mi sono confrontato veramente con lo sport, queste sono le porte autorizzate. E quindi bisogna lasciare... ma sono davvero... vabbè... No, non sono belle. Però giocano lo stesso i ragazzi, vi garantisco, perché ho stato... No, immagino che gioca, però ne è venuta fuori un po' un polverone e quindi oggi tra l'altro non so se è giunta notizia, hanno imbrattato la scritta di via Zabarella dedicata a Giralucci, ovviamente cosa ne pensa lei come sindaco? Non lo sapevo, mi chiedo scusa, mi vergogno di chi fa queste cose, spero che non siano padovani, anche se che siano padovani. Insomma, c'è la faccia il martello, è imbarazzante queste cose, veramente mi vergogno. Non capisco. Va bene, la campagna elettorale come sta andando, sindaco? Io sto lavorando, l'ho già detto molte volte. Le chiedo ogni volta perché sì, fa bene. Io sono molto impegnato con i miei assessori per fare proprio, abbiamo delle importanti risposte a dare a città che si chiama piano PNRR, per cui bisogna intercettare e far sì che il massimo delle risorse arrivi a Padova per far sì di cambiare Padova. E cambieremo Padova un po' alla volta, ma nel processo della via dei lavori non è facile, però ricordo sempre che bisogna attuare quelle risorse del PNRR, bisogna far sì che siano tutto a posto entro giugno 2026, non si può spostare perché l'Europa controlla, giustamente, e di conseguenza siamo molto impegnati a lavorare, a trovare soluzioni per essere rapidi e efficienti, come ho detto tante volte. Per fortuna abbiamo dirigenti molto bravi, si impegnano molto, come gli assessori. Non sto dicendo siamo tutti bravi, questa è la realtà e penso che potete vedere in un giorno cosa stiamo facendo. Ecco, senta poi Sindaco, non so, mi piacerebbe che lei chiarisse un po' la situazione. Oggi sul Mattino in prima pagina è uscito che appunto la nomina dei tecnici per Palazzo Moroni per quanto riguarda il PNRR, purtroppo c'è un architetto pianificatore che ha avuto dei problemi ha dei problemi con la giustizia, non so se risolti o meno, e vuole spiegare che questi non sono scelti ovviamente dal comune, ma arrivano nominativi dati da ovviamente... Queste persone, questi professionisti sono incaricati dalla regione, non da noi, per cui però, io non so esattamente, ovviamente per quanto riguarda la persona di cui sto parlando, però sono indicati dalla regione, è un aiuto importante che la regione dà ai comuni, di cui ovviamente stiamo utilizzando le professionalità. Non entro in merito ovviamente se è giusto o non è giusto, non lo conosco, per cui
No, era giusto per chiarire, visto perché non uscito sono incaricati dal Comune, ma dalla Regione. Con questo so che responsabilità della Regione. Sto dicendo che non è indicato a noi, basta. Da vostro, non è una denominativi fatti però da sono risorse importanti che la Regione mette a disposizione del Comune. Era fatto bene chiarire, poi questi vengono anche fatti ovviamente con dei passaggi che vengono rispettati. Però penso che la Regione abbia controllato in maniera perfetta le cose. Sì, sono stati fatti dei bandi, ovviamente. La Regione sicuramente ha controllato, per cui non vado oltre. Perché tanti ovviamente in campagna elettorale dicono ecco è colpa del sindaco, e quindi era giusto chiarire. Anche se oggi piove è colpa mia, o merito mio, dipende. Però era giusto chiarirlo. Sì, non c'entra niente il Comune. Va bene, andiamo in pubblicità, ricordiamo ancora i numeri per interagire, per chiamare in questa trasmissione: 049 80 777 53, per i messaggi 345 334 1171, per le email il sindaco risponde @gruppo tv7.com. Rimanete con noi, tra poco.